Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Narcotraffico al porto di Catania, amministrazione giudiziaria per la società Europa Servizi Terminalistici Est. Per il Tribunale ha agevolato cosche mafiose favorendo il traffico internazionale di droga. Il procuratore Curcio, tolleranza zero per i rapporti fra aziende e mafiosi. Il ministro Tajani alla Camera, l'Italia non è in guerra. La premier Meloni, nessuna richiesta americana di utilizzo delle basi in Italia per eventuali bombardamenti, che in ogni caso dovranno essere votati dal Parlamento. Scintille dall'opposizione, non trascinateci in un conflitto. Al nostro TG il racconto e le paure dei siciliani ancora bloccati a Dubai. La frana di Niscemi, la procura di Gela indaga su fondi mai spesi e gestione del rischio, mentre i residenti tornano a casa tra disagi e timori. Il ministro Musumeci insiste, c'è stato tanto silenzio, la magistratura ci dirà chi doveva intervenire in questi 30 anni e non lo ha fatto. Vita da rider, fino a 9 ore al giorno di lavoro con la pioggia, il caldo asfissiante, niente ferie né malattie pagate. A decidere del loro destino un algoritmo, una nostra inchiesta su chi ci porta il cibo a casa in moto o in bici. Catania, via Grottamagna sarà riaperta, lo conferma il sindaco trentino rispondendo alle pressanti richieste dei cittadini, ma solo quando sarà risolto il problema dell'edificio abbandonato e pericolante. Libri, ragazzi estremamente fragili e bisognosi di essere accolti e ascoltati. È la generazione Z, quella dei nativi digitali, che si raccontano nel nuovo romanzo corale di Michela Marzano, Qualcosa che brilla, presentato a Ragusa. Calcio, il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista la 9ª vittoria consecutiva a Barbera. I rosanero restano in corsa per la promozione diretta. Serie C stasera il big match tra Benevento e Catania. Ai rossazzurri serve la vittoria per tenere aperta la corsa al primo posto, partita in diretta su Telecolor. Bentrovati, narcotraffico, dicevamo, al porto di Catania, scatta l'amministrazione giudiziaria per una società di trasporti, i dipendenti affiliati a Cosa Nostra Etnea. Le indagini partite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, Tonino De Mana. Il porto di Catania crocevia di grossi quantitativi di cocaina con i dipendenti di un'azienda, la Europa Servizi Terminalistici SRL, affiliati a Cosa Nostra Etnea, parte integrante dei loschi affari. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura Etnea, che ha dato esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma ad un'ordinanza che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per la durata di 1 anno nei confronti della EST, operante nella gestione, deposito, trasporto, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Le indagini sono scaturite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, rispettivamente dei clan mafiosi Strano di Montepò e Cappello di Catania. Le indagini evidenziano una presenza stabile di soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti. All'interno della EST avrebbero operato affiliati al clan Pillera Puntina, i quali, a fronte di un compenso pari al 30-40% del quantitativo, avrebbero nel tempo favorito l'ingresso e lo smistamento dello stupefacente giunto a bordo di navi cargo provenienti dal Sud America. Figure di riferimento: Angelo Sanfilippo, 60 anni, condannato per narcotraffico, e i 3 figli, tra cui Melino Sanfilippo, tutti dipendenti della EST. Il procuratore capo di Catania Curcio, tolleranza zero per rapporti tra aziende e mafiosi. Ascoltiamolo. Il porto di Catania si conferma crocevia di affari illeciti.
Certo, in questo caso sono emersi dei trasporti importanti di cocaina che erano destinati non solo alla città di Catania ma a tutta la zona limitrofa. È un segnale importante che va dato, questa tolleranza zero, cioè non si può pensare dalla parte delle società che può essere quasi una comodità avere un mafioso o comunque un soggetto con gravi precedenti penali nel proprio assetto societario. È accertato l'infiltrazione, diciamo, di questi soggetti che trafficavano con gli stupefacenti e che erano dipendenti di questa società, ma non solo, non erano dipendenti comuni, avevano anche un trattamento particolare, gli venivano sostenute le spese di giudizio, avevano degli emolumenti particolarmente significativi, il che ha fatto ritenere che vi fosse una consapevole soggiacenza a questi circuiti criminali da parte di una società che svolge un servizio essenziale per il sistema economico siciliano, per cui si è giunti alla conclusione da parte del Tribunale che era indispensabile escludere l'attuale amministrazione e nominare un amministratore giudiziario che impedisse il ripetersi di queste gravi infiltrazioni. 11 imprese sospese nel corso di controlli nei cantieri edili nella Sicilia occidentale. Sono stati trovati 19 impiegati con un incompleto rispetto del contratto di lavoro e 7 dipendenti in nero. Accertate violazioni sulla sicurezza dei dispositivi di protezione e utilizzo di ponteggi non conformi, scattate sanzioni per 150.000 euro. E a San Cipirello, vicino a Palermo, un operaio al lavoro su un capannone è caduto da un'altezza di 6 metri. È in codice rosso all'ospedale civico di Palermo. I medici hanno accertato diverse fratture. La guerra nel Golfo si allarga. Il ministro degli esteri Tajani, riprendendo le parole della premier Meloni, ha detto l'Italia non è in guerra, non vuole entrarci. Per la difesa interviene il ministro Crosetto, non c'è stata alcuna richiesta di utilizzo delle basi americane. Giusy Lazzara. Sale l'allerta e il cerchio si allarga nella guerra del Golfo. Alla Camera oggi l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che non minimizza il momento e parla della grave crisi internazionale e delle ripercussioni economiche, con il possibile aumento di prezzi che potrebbero pesare anche sull'Italia. Poi, riprendendo le parole della premier Meloni, dice: l'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. Questo è il senso dell'azione di governo in Medio Oriente e sui più importanti scacchieri internazionali. Interviene anche il ministro della difesa Crosetto, che ribadisce l'attenzione del governo per la sicurezza dei 100.000 italiani presenti nei territori più colpiti e sul coinvolgimento militare delle basi americane aggiunge: parliamo dunque di attività di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e di velivoli non destinati al combattimento. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta relativa a scenari diversi e al di fuori di questo perimetro, ma se ce lo chiederanno torneremo qui e decideremo insieme. Anche sull'attacco a Cipro. Con Spagna, Francia, Olanda, noi nei prossimi giorni manderemo degli assetti navali a protezione di Cipro. Acceso il dibattito in aula, con le opposizioni che hanno ricordato la seconda guerra del Golfo nel 2003, con l'attacco americano all'Iraq per la presenza di armi nucleari che poi si rivelarono inesistenti. E poi c'è il dramma di chi è rimasto nel Golfo. Alla TG Sicilia il racconto delle paure dei siciliani bloccati a Dubai ancora dopo una settimana. Emanuela Corsi. Il controesodo per l'Italia procede lentamente con i primi collegamenti aerei, ma sono tanti connazionali ancora nel limbo, bloccati in Medio Oriente mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran proseguono. La vacanza da sogno per molti siciliani si è trasformata in un incubo, come nel caso di Katiuscia, che affida a questo video il suo sfogo. Io mi trovo a Dubai, stavo facendo una vacanza qui e purtroppo mi sono ritrovata in mezzo a una guerra. Sono stati momenti brutti, panico totale, insomma ritrovarsi con dei missili sulla testa e sentire quei boati non è stato facile. Bloccata a Dubai anche Andrea, che denuncia non ci aiuta nessuno, non sappiamo cosa fare. Anche noi siamo qui bloccati all'aeroporto di Dubai, la Fly Dubai ci ha disdetto e cancellato il volo programmato per il giorno 8 di marzo
e noi siamo qui a chiedere informazioni. Intanto con l'escalation di guerra crescono la paura e la preoccupazione. Siamo scossi, siamo ovviamente in questa situazione da più di ormai quasi una settimana. Non sappiamo davvero cosa fare perché i voli per l'Oman sono ovviamente senza responsabilità da parte dello Stato italiano, perché siamo stati anche al consolato e ci hanno detto che non si prendono responsabilità e quindi non sappiamo cosa fare. Intanto il ministro degli esteri Tajani oggi in Parlamento ha annunciato l'incremento di voli facilitati con ITA e Neos per il rientro dei connazionali. Voltiamo pagina. Niscemi, nuove verifiche dopo la frana che a fine gennaio ha messo in ginocchio la città. La procura di Gela indaga su fondi mai spesi e gestione del rischio, mentre i residenti tornano a casa tra disagi e timori. E il ministro Musumeci insiste su Niscemi, oltre 30 anni di silenzio. La magistratura ci dovrà dire chi ha taciuto. Zerri Italia. Prosegue a ritmo serrato l'indagine della Procura di Gela sulla frana di Niscemi. Ieri il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è stato sentito a sommare informazioni testimoniali dal procuratore capo Salvatore Vella. I PM stanno cercando di ricostruire quali interventi siano stati fatti dopo il primo grande smottamento del 97 e perché negli anni i fondi stanziati per opere di consolidamento e mitigazione del rischio non siano stati utilizzati. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti e l'ipotesi di reato è disastro colposo. Nel frattempo a Niscemi i rientri nella zona rossa parzialmente riaperta procedono a rilento. È stato veramente il momento, penso, più bello che abbiamo vissuto in questi 30 giorni di paura. Eravamo insieme ai ragazzi del comitato, in realtà ci hanno telefonato, ci hanno detto che stavano per rimuovere le transenne ed è stato veramente bellissimo. Anche chi lavora prova a ripartire, come Carlo che ha aperto di nuovo il suo studio dentistico. È stato sicuramente una bella cosa, nel senso di rientrare ed avere una parvenza di normalità. Ovviamente il nostro pensiero va anche e soprattutto a quelli che non hanno avuto la possibilità di ritornare, che quindi vivono un disagio sicuramente superiore. Ma i disagi non sono finiti, molte abitazioni restano ancora senza gas metano e acqua corrente. Il sindaco Massimiliano Conti però rassicura i cittadini. Un po' di pazienza, ma sono già al lavoro per ripristinare anche la fornitura di gas. Abbiamo avuto purtroppo un grande guasto di condotta di Sicilia Acque che è stato stamattina, la primissima mattinata, ripristinato e quindi ho comunicato i nuovi turni a tutta la città, compreso i quartieri colpiti dalla frana e quindi anche quei quartieri riceveranno l'acqua oggi. Via via che i residenti tornano alle loro case e alle loro attività, Niscemi prova a rialzarsi, ma le ferite della frana restano ancora evidenti e la città rimane sotto stretta osservazione delle autorità. A Ragalna adesso, dove prosegue da 24 ore il lavoro dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di ieri di magnitudo 4,5 sull'Etna. Più di 15, come vedete, le squadre dei pompieri che si sono avvicendate nelle operazioni. 72 gli interventi svolti finora, soprattutto in città, per verifiche strutturali su edifici che hanno riportato danni o crolli parziali. Per fortuna niente feriti. E adesso una nostra inchiesta, fino a 9 ore al giorno di lavoro con qualsiasi tempo, né ferie né malattie pagate. E sono le vite da rider, quelli che ci portano a casa il cibo in motorino oppure in bicicletta. Per qualcuno è una scelta di autonomia, ma per la Procura di Milano si tratta di sfruttamento. A decidere il loro destino un algoritmo. Lorena Dolci. Tu quante ore lavori al giorno? Le ore che voglio lavorare io, non abbiamo un obbligo. 8-9 ore. Per esempio io ora sto andando a lavorare con l'accesso in faccia perché non ho malattie. E quanto guadagni, te lo posso chiedere? Dipende dalla giornata, fra 60 e 90 euro. Quali facciamo? 1.800, 1.700, però tu li devi levare le tasse. È arrivata una chiamata? Sì, questa viene pagata per esempio, devo andare 2 km e pagano 3 euro. È la minima. Ho fratturato il menisco, crociato, 3 tendini della gamba, ho avuto una situazione un po' brutta. Diciamo che se io non lavoravo non avevo entrate da nessuna parte. Né malattie né ferie pagate. Per la Procura di Milano, che indaga 2 giganti delle consegne, Glovo e Deliveroo, i rider sono sfruttati. Caporalato l'ipotesi di reato che accende i riflettori su questo mondo a 2 ruote che ci suona alla porta di casa. Adesso mi conviene essere autonomo perché mi gestisco io, mi organizzo io, posso passare il tempo con la mia famiglia, posso andare a prendere mia figlia alla scuola. Questa è l'applicazione
ti fa vedere dove ti trovi. Quello sei tu, il puntino? Il puntino sono io. E una volta ti arriva un ordine, ti compare dove devi andare, dove devi ritirare, dove la devi portare e quanto vieni pagato. L'algoritmo non è solo uno strumento che mette in comunicazione domanda e offerta, ma invece decide chi lavora, quando lavora e come lavora. Io gli dico certe volte, vedi che sto facendo 7 euro, cioè in 4 ore, e loro no, noi non possiamo parlare, non siamo autorizzati a parlare. Se facciamo la consegna guadagniamo, se no niente. Se io sto 2-3 ore fermo, io non guadagno manco un euro. Ho fatto in 5 ore 14 euro. È una guerra fra poveri. Catania, via Grottamagna sarà riaperta al traffico solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Lo ha detto il sindaco Trentino dopo un acceso incontro dibattito con i residenti. C'era per noi Tonino De Mana. Un po' di tensione, poi il dialogo e l'atmosfera che si placa via via che il confronto entra nel vivo, perché di mezzo c'è la sicurezza e su questo non si transige. Di fatto la via Grottamagna a Catania, chiusa per la presenza di un edificio abbandonato e pericolante, verrà riaperta, ma solo quando ci saranno le condizioni. Lo conferma il sindaco Trentino, intervenuto insieme al suo vice Pesce in un incontro con i residenti alla presenza di Fra Augusto Magno, parroco della chiesa dei Cappuccini. Stiamo parlando di un immobile che è di proprietà di una serie di soggetti che grazie a lasciti ereditari molti si sono persi nel tempo, e noi prima di qualunque intervento dobbiamo formalmente notificare loro l'ingiunzione di messa in sicurezza per poi intervenire a danno. Il primo ostacolo sono le vie strette per accedere alla via Grottamagna, immaginate una situazione di pericolo e quindi di soccorso, il secondo è la burocrazia. Ci sono stati momenti di tensione, c'è voluta anche la sua calma per mettere un po' tranquillità al dibattito. Beh sì, ma è normale che questo possa avvenire, gli animi sono un po' agitati, è più di un mese oramai che la via Grottamagna è chiusa con tutti i disagi che questo crea alla quotidianità, ma anche nelle condizioni di straordinarietà. Ricordavamo come appena 10 giorni fa una anziana residente in via Grottamagna abbia avuto necessità di chiamare l'ambulanza per una emergenza e abbia dovuto raggiungere a piedi l'ambulanza che non riusciva a girare per le vie strette del quartiere. Nelle prossime ore è stato fissato un nuovo incontro per trovare una soluzione, possibilmente in tempi celeri. A Palermo adesso la mafia manda segnali, non bisogna abbassare la guardia. Il presidente del centro Padre Nostro di Brancaccio, Maurizio Artale, commenta gli ultimi raid di Cosa Nostra ai danni di imprenditori che non vogliono pagare il pizzo. In città da oggi sono operativi 100 nuovi agenti di polizia. Marco Gullà. Il titolare del parcheggio di via Saetta a Palermo, dove sono stati incendiati dei mezzi che erano all'interno, ieri ha fatto denuncia dai carabinieri. Non abbassa la testa, la sua resilienza va ad oltranza, nonostante le richieste di messa a posto siano ormai tangibili. Un clima di tensione a Brancaccio, la mafia che rialza la testa e che vuole mandare segnali chiari e di intimidazione. Chi vive il quartiere la pensa così. Significa quello che noi diciamo sempre, ecco, che non bisogna mai abbassare la guardia, che loro lavorano sempre in maniera sotterranea, poi ogni tanto magari i cittadini si fanno forza, ecco, delle istituzioni e cercano di resistere, allora loro fanno sentire la loro forza, cosa che fanno sempre. Quindi che c'è un potere mafioso che ancora gestisce in maniera intimidatoria chi investe o vuole investire a Brancaccio, ma questa è una cosa certa. In questo contesto di tensioni, a Palermo ci sono in arrivo nuovi agenti e ispettori. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, su indicazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il provvedimento che prevede l'immissione di oltre 100 agenti che saranno operativi già in queste ore. Nei prossimi mesi, probabilmente a ridosso dell'estate, è programmato invece l'arrivo di ulteriori unità che andranno a rinforzare anche gli uffici di polizia della provincia. Libri adesso, ragazzi estremamente fragili e bisognosi di essere accolti e ascoltati. È la generazione Z, quella dei nativi digitali. Si raccontano nel nuovo romanzo corale di Michela Marzano, Qualcosa che brilla. Rizzoli editore, è stato presentato tra l'altro a Ragusa. Veronica Barbarino.
C'è chi si chiude in casa, chi si ferisce, chi vomita, chi ruba, non per ribellione, ma per cercare un modo di esistere, di farsi vedere, di sopravvivere. Sono 8 le storie e 8 i sintomi che rappresentano gli adolescenti di oggi, la generazione Z, nel libro Qualcosa che brilla. Michela Marzano li raccoglie e gli dà voce nel suo ultimo romanzo, in cui non si offrono diagnosi né soluzioni, ma si ascolta senza giudicare, accettando di stare accanto, sostenere e riconoscere. Tante volte si parla di loro senza conoscerli e io volevo che fossero loro a parlare, calcolando che quando loro hanno la possibilità di parlare, di essere riconosciuti e ascoltati e visti per ciò che sono, immediatamente si accendono e brillano. L'adolescenza in questo libro è il tempo in cui si mette in discussione il mondo, si chiede spazio per essere, si cerca ascolto dai più grandi. Un libro quindi che ci ricorda che ognuno di noi è una storia che ha bisogno di essere raccontata, unica proprio perché imperfetta. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il ritorno alla vittoria del Palermo e l'attesa per il big match di questa sera tra Benevento e Catania. Vi aspetto, state con noi. La legge della Barbera per il calcio, il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista l'anno una vittoria consecutiva tra le mura amiche, 2 espulsi, 1 per parte e sofferenza finale per i siciliani. Marco Gullà. Il Palermo torna in carreggiata, batte 2-1 il Mantova, conquista la 9ª vittoria consecutiva al Barbera e mette dentro 3 punti che lasciano accesa la speranza della promozione diretta. Rosanero che adesso accorciano nei confronti del Frosinone terzo, un solo punto di distanza dalla coppia di Vetta, Monza e Venezia. I punti invece di distacco sono 6. Vittoria doveva essere, vittoria è stata ieri sera per gli uomini di Inzaghi che dopo un primo tempo dominato e in vantaggio per 2-0 e con l'uomo in più per l'espulsione di Zuccon del Mantova, nella ripresa si sono però complicati la vita. L'ingresso di Blen al posto di Ranocchia ha sfaldato i siciliani. Il francese l'ha combinata grossa, con espulsione e rigore concesso al Mantova, ma riavvolgiamo il nastro. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con grande convinzione e decisa appunto a indirizzare immediatamente la gara. E infatti la rete di Ranocchia, arrivata dopo nemmeno 2 minuti sul cronometro, ha agevolato la conduzione della gara. Destro telecomandato del centrocampista e palla in rete. Il Palermo gioca benino ma non riesce a chiuderla, così al 32esimo i virgiliani rimangono in 10 uomini, ingenuità clamorosa di Zuccon già ammonito che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Al 38esimo il raddoppio rosanero firmato dal solito Poyampalo. Il finlandese approfitta di un assist delizioso di Palumbo e con una zampata sotto porta batte Bardi. Ripresa, Inzaghi sostituisce Ranocchia che ha ammonito e per il Palermo si spegne la luce. Il Mantova in 10 viene resuscitato da questa ingenuità di Blen che forse subisce fallo, ma per l'arbitro è rosso e calcio di rigore che Marras trasforma 2-1. Inzaghi mette dentro Gomez al posto di Palumbo, questa volta la mossa è azzeccata. Il francese dà ordine a centrocampo ed è bravo a contenere gli attacchi degli ospiti. Nel finale grande parata di Joronen a salvare il risultato, anche se era già stato segnalato un fuorigioco. Finisce 2-1, il Palermo torna a vincere e dimentica Pescara. Stasera il big match fra Benevento e Catania. I rossazzurri cercano la vittoria per tenere aperta la corsa al primo posto. Partita in diretta su Telecolor. Marco Cardi. Spazio al campo, ed è meglio così dopo le polemiche seguite alla decisione del prefetto di Benevento, la forte delusione dei tifosi del Catania che si erano organizzati, la protesta composta ma decisa del presidente del Catania Pelligra. Spazio al campo appunto, serve un solo risultato, l'ha ripetuto più volte Toscano ieri dalla Campania, cioè la vittoria per riaprire il campionato, tener viva la corsa al primato. Serve la doppia impresa, vincere in casa della capolista dove finora mai nessuno si è imposto, perché se al Massimino il Catania è un rullo compressore, al vigorito il Benevento non è da meno, 12 vittorie e 2 pari in 14 partite, 35 gol fatti, 8 subiti. Il Catania soprattutto deve far vedere le sue doti difensive evidenziate anche a Salerno, ma mettere in mostra anche quelle offensive in trasferta dove finora sono arrivati solo 15 gol in 14 partite. La media si deve alzare per riuscire a centrare il risultato. Per farlo Toscano pensa in difesa di rilanciare Ierardi in ballottaggio con Allegretto, poi Miceli e Pieraccini, conferma del blocco di centrocampo
centrocampo visto con la Salernitana, dunque Di Noi ancora in mezzo e poi trequartisti Jimenez e D'Ausilio e con ogni probabilità Lunetta di punta. Credo che il Catania crea sempre situazioni per far gol. In certe situazioni non siamo stati bravi, in altre situazioni non siamo stati fortunati, ma le situazioni per far gol il Catania le crea sempre, l'ha dimostrato anche a Salerno. Non vogliamo riaprire il campionato, abbiamo un solo risultato, vogliamo giocarci al meglio le nostre carte, poi a fine partita vedremo cosa succederà. Diretta in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30, 4 ore live, con il pre-gara, la telecronaca, le interviste flash a fine primo tempo e a fine gara e poi le parole dei protagonisti in anteprima. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.